Benvenuti ad una nuova puntata di Pantheon Non Solo Architettura, il magazine che vi porta a casa la bellezza, gli stili, le tendenze. Scopriamo oggi alcuni dei luoghi più suggestivi di Padova, ma non ci riferiamo però alle grandi opere che la stanno caratterizzando, ma ad alcuni progetti architettonici e di design che la città vuole sviluppare guardando al futuro in un'ottica di innovazione. Progetti che mirano ad accostare l'eleganza degli spazi ai piaceri della vita quotidiana. I luoghi che vi mostreremo oggi sono Baessato, innovare la tradizione, Viale 19, linee minimali per atmosfere newyorkesi, Low Energy Room, relax e risparmio energetico. La nostra prima visita sarà al centro San Gaetano, dove apre i battenti la mostra evento Padova, le forme dell'emozione, ovvero un itinerario espositivo che si snoda attraverso le più significative opere e progetti architettonici ed urbanistici della città, testimoni di un nuovo rinascimento. Padova, una città che vive un nuovo fermento architettonico e urbanistico. Sono i progetti di grandi opere pubbliche e private che trasformeranno il volto di questa vivace città del nord-est. Già l'intervento della torre del Net Center dell'architetto Galfetti ha proiettato Padova in un futuro ormai vicino, fatto di modernità e innovazione. Molteplici sono i progetti che prenderanno il via nel territorio. Si va dal nuovo polo ospedaliero all'auditorium oggetto di concorso internazionale, ad un parco urbano di grandi dimensioni. Anche i simboli storici del centro storico troveranno modo di dialogare con le nuove forme della città. L'architetto Crotti pensa al progetto che insiste su Prato della Valle per ridefinire lo spazio dell'ex foro boario. E ancora viabilità, legata al tram. Vera rivoluzione negli spostamenti dei padovani. In 2 secoli la città ha cambiato completamente volto e lo vediamo dal modo in cui è cresciuta per alcuni aspetti anche in modo disordinato. Qua abbiamo rappresentato in questo fotopiano tutti i comuni della sua cintura metropolitana che forma un agglomerato di circa 450.000 abitanti. Abbiamo indicato in questa grande carta le aree che sono destinate a ospitare nuove opere, edifici, ma anche nuovi parchi. Padova ha deciso di dotarsi di un grande auditorium per la musica, un servizio per un bacino più grande della città stessa, quindi a livello regionale, e l'ha collocato in questo spazio fra la stazione e il cuore storico della città. In questa rappresentazione abbiamo voluto descrivere ciò che sta cambiando. La prossima tappa è un connubio tra design innovativo e tradizione. Baessato, la pasticceria. Qui lo stile si fonde con il piacere dei sapori di una scuola pasticcera di alta qualità, aprendo un nuovo e raffinato spazio d'incontro per il tipico rituale cittadino, l'aperitivo. È lungo gli eleganti portici di Padova che incontriamo la pasticceria Baessato. Lo storico locale patavino ci apre le porte. È stato guardando a Trieste e ai suoi caffè d'inizio Novecento che l'architetto Giovanni Siard ha concepito il progetto di ristrutturazione. Mi rendevo perfettamente conto di lavorare in un bar che doveva accogliere in sé tutte queste diverse sfaccettature, no, del vivere contemporaneo. Abbiamo scelto di intervenire con un layout architettonico fatto di linee essenziali, di materiali tradizionali.
La luce artificiale nei locali bisognerebbe sempre cercare di metterne il più possibile per poter creare nell'arco della giornata delle scenografie diverse. E luce fu. Delta Light Italia, dal 1999, arreda architetture di ogni genere con innovativi oggetti di design fatti di luce e forma. Così come si pensa ai mobili quando si inseriscono in un ambiente, così come si pensa a costruire i vari locali della casa, così abbiamo pensato di utilizzare il nostro prodotto come materia prima a disposizione di questi professionisti, di questi specialisti della luce. Noi abbiamo un catalogo particolare che è stato chiamato il Lighting Bible. Ci sono state varie edizioni, praticamente ogni 2 anni viene rinnovato, ma più che uno strumento di vendita tecnico abbiamo voluto dare un'idea di che cosa si può fare con le nostre lampade e come si possono ambientare. Un'altra produzione di alto valore è la rivista Review, compendio di luce e spazio, dove gli ambienti che utilizzano le lampade di Delta Light Italia diventano protagonisti. L'idea della nuova sede nasce dall'esigenza di ampliare gli spazi operativi e dare una nuova immagine all'azienda, con una particolare attenzione dedicata allo showroom e all'accoglienza degli architetti. Il nostro progetto ha avuto come scopo primario quello di mettere la luce come protagonista dell'architettura. La luce vista poi in linea con il prodotto, con la tendenza del design minimale che Delta Light ha sempre perseguito nella sua storia. Anche la scelta dei materiali, ma soprattutto la scelta cromatica, è nata proprio dall'esigenza dell'esaltazione completa della luce, quindi il non colore per far sì che la luce stessa diventi colore. Dalla luce come elemento scenografico alla teatralità di un aperitivo targato Baessato. Quanto meno si fa sentire la separazione tra l'ambiente interno del bar e l'ambiente esterno, quanto più le persone sono invogliate ad entrare. Poi al piano soppalco abbiamo deciso di realizzare i parapetti in cristallo, non solo per permettere la visibilità dall'interno verso l'esterno, ma anche per dare un po' di soddisfazione a questo aspetto di teatralità, no? Che devono avere oggi i bar e i ristoranti. Un'elegante occasione di incontro dove la ricchezza del progetto non è soltanto legata al design, ma anche al comfort che i clienti possono percepire come elemento di qualità. Esistono posti che non si possono trovare nelle guide turistiche, luoghi che diventano spazi di incontro di una generazione. Calano le ombre della sera e ci troviamo circondati da un'atmosfera che ci ricorda New York. Ed è proprio la città che non dorme mai, cosmopolita e patria di mondanità, ad ispirare gli interni del ristorante Viale 19. Vitruvio disse: in architettura il padre è il progettista, la madre il committente. Il ristorante Viale 19 ne è sicuramente un esempio tangibile. Una palazzina degli anni 50 ha subito un'incisiva trasformazione. Il nostro committente ci aveva chiesto uno spazio particolare. Il ristorante di sera, di notte, ha questo rapporto con la strada, no? Sia chi passa a piedi e chi passa in auto vede questa grande lanterna illuminata, in qualche modo cattura l'attenzione. Credo che l'intervento alla fine abbia avuto anche una valenza urbanistica. Per quanto riguarda lo spazio, sicuramente la zona più riuscita è il giardino d'inverno. È un elemento nuovo, contemporaneo, completamente in vetro, dove la luce viene filtrata da delle veneziane di legno. Noi ritenevamo innanzitutto che un'esperienza culinaria non potesse fermarsi sul fatto del palato, appunto, ma che dovesse colpire un po' tutti i sensi. Quindi secondo noi un'esperienza come questo ristorante, di una cucina sofisticata, richiedesse un ambiente quindi sofisticato. Il locale nasce da un'iniziativa di 2 amici, il sottoscritto e Andrea. La scelta della location non è casuale. Questo prima di un ristorante era un bar dove Andrea ha passato tutta la sua infanzia e mio padre invece l'ha comprato da un
vecchio gestore del Quadri di Venezia. L'abbiamo fatto per creare un luogo di incontro tra amici, per passare alcune ore liete, mangiando un buon piatto e sorseggiando un buon vino. Dopo la nascita di questo progetto abbiamo anche incontrato una persona speciale sia per me che per Alberto, che è lo chef Federico Cazzoni. Il menù di Viale 19 si basa soprattutto sulla stagionalità degli ingredienti che sono comunque di grandissimo pregio e scelti tra i migliori sul mercato. La cucina nostra è comunque una cucina mediterranea con una rivisitazione di quella tradizionale. Ogni dettaglio viene curato fin nei minimi particolari, a partire dagli ingredienti più semplici, come sali e spezie, fino all'estetica del piatto. Casa in luce significa accendere i riflettori su quel qualcosa che crea atmosfera nella vostra casa. Casa in luce è nata qualche anno fa per portare a Padova questi oggetti. Abbiamo iniziato cercando cose particolari inerenti al mondo della cucina, dell'arredo in generale, ma della cucina principalmente. Poi via via abbiamo scoperto sempre cose nuove e abbiamo introdotto nel nostro showroom dell'oggettistica che poteva rivolgersi non solo all'ambiente casa ma anche a un ambiente professionale, quindi alla ristorazione, perché nella diversità degli oggetti stava poi anche la diversità per il ristoratore di proporsi con qualcosa di differente. Casa in luce significa casa sotto i riflettori, cioè quindi uno spazio a 360 gradi su quello che è tutta la casa. Siamo partiti dagli oggetti tanti anni fa perché forse era la cosa più appariscente che colpiva di più. Amiamo prendere dallo stile nordico alcuni oggetti, alcune forme abbastanza semplici, che poi però integriamo e scaldiamo con la ricerca di materiali e con l'uso di colori che possono riscaldare questo ambiente, quindi possono mettere a proprio agio il nostro cliente nel momento in cui entrerà e vivrà nella sua casa. Con Viale 19 abbiamo presentato quello che potevano essere le nostre proposte, che dovevano chiaramente essere vagliate e in linea con i dettami della progettazione del locale stesso. Quindi era molto importante trovare degli oggetti che, pur essendo moderni, fossero comunque anche molto particolari. Viale 19 vi ha condotto attraverso un percorso che ha potuto far intendere l'impegno e la cura verso una condizione di benessere totale, grazie ad un incastro mirato dei vari elementi di progetto. L'esperienza multisensoriale non è solo legata al mangiar bene, ma anche a poter godere di un ambiente raffinato e confortevole. Dopo una giornata così stimolante è ora di rilassarci un po', ma non sarebbe da noi proporvi una semplice stanza d'albergo. Ciò che vi andiamo a mostrare è la Low Energy Room, una progettazione all'avanguardia impiegata sì per darci il massimo relax, ma senza trascurare il problema del risparmio energetico. Low Energy Room è il progetto di una stanza d'albergo dove tecnica ed estetica dialogano tramite soluzioni costruttive dei vari elementi, coordinati tra loro come attori di un set cinematografico da un regista attento, Renata Giacomini. L'architetto che, illustrandone i componenti, ci accompagna attraverso l'idea innovativa di questo concept. Risparmio energetico significa riduzione del fabbisogno energetico, che inizia dall'isolamento della parete esterna. Importantissima poi è la finestra della Internorm.
Questa è una finestra che ha 43 decibel di abbattimento acustico, ha una sezione molto interessante, poi dal punto di vista tecnologico ha dei grandi contenuti, però già con l'isolamento della parete e la finestratura di così alta tecnologia abbiamo ridotto il fabbisogno di energia. Internorm, leader in Europa nella produzione di serramenti in legno e alluminio per case passive, protagonista attraverso l'innovazione e la tecnica di infissi di elevato design. Love Energy Room è stato per noi un progetto molto importante per dimostrare che i vari componenti di una costruzione devono essere integrati fra di loro, devono essere pensati per lavorare insieme. Questa vetrina è stata molto importante per questo motivo, ma anche per far conoscere gli altri prodotti al progettista, che così può poter contare su un pacchetto integrato che effettivamente funzioni e produca il risultato che sta cercando. L'infisso in Italia spesso e volentieri è stato poco considerato, ma ha un ruolo determinante nella coibentazione della costruzione. Gli infissi sono sempre più complessi e spesso l'utilizzatore finale non se ne rende conto, per questo ci vogliono degli esperti che sappiano consigliare il prodotto giusto per la costruzione che stanno realizzando. Oggi il cliente richiede la perfezione di un prodotto industriale, ma la ricerca che c'è spesso e volentieri in un prodotto artigianale. Il design deve essere coniugato con la prestazione, Intron in questo senso ci è riuscita molto, lo notiamo dalle moltissime richieste di progettisti, ma anche di privati che, attenti al dettaglio, vogliono isolare, come per dire, in bellezza. Qui si conclude la nostra puntata. Pantheon vi ha dato solo un piccolo assaggio. Questa è una trasmissione particolare che vuole trasformare la città e le sue opere architettoniche in un messaggio di stile per i suoi spettatori amanti della bellezza. Il nostro motore è la curiosità, il veicolo le nostre telecamere, ma la benzina è il vostro interesse. Arrivederci alla prossima puntata.